pecore. Mi ricordo le nostre amiche pecore. Ciao! Guardate, in cima! Questa la chiamiamo la prateria. La prateria. Sì. Adesso a te. Ok. E pensare che non siamo ancora arrivati. Che facciamo adesso? Vieni foto. Quindi ragazzi, iscrivetevi nel mio canale, mettetemi sul like e mandiamo subito all'intro. Vai, let's go! Ragazzi, non manca molto. Siamo completamente quasi arrivati. Continuate ragazzi a guardare il video. Mettetevi su un like se questo posto vi è piaciuto. Vai, volendo ce la farai. Può essere la tua sopravvivenza. Il tuo destino. Siamo arrivati nel punto dove noi dovremmo fare la nostra... Scusate, ho perso la memoria perché mi ho fatto un sacco di chilometri. 11 chilometri abbiamo fatto di camminata ragazzi. Questo è il mio addestramento, la mia giornata esplorativa dove io devo fare la mia viene anche da grattare da quanto sono stanco, la mia sopravvivenza, questo volevo dire. Sono a dorso nudo perché ho caldo da morire e si sta bene adesso, però fra un po' dovrò cambiarmi perché si abbasserà la temperatura e qui ci sarà molto freddo. E qui Charlie, vedete su queste rocce, io lo appoggerò
che lui possa illuminare e filmare qualunque cosa che lui possa vedere, perché qui potrebbero di notte arrivare degli animali misteriosi o non so che cosa. Tutto potrà capitare in questa vita, perché qui siamo in un posto dove non è casa nostra, è casa della natura, della madre terra. E quindi ragazzi, benvenuti a... si chiama Sustampu, vero? Abbiamo perso anche la memoria. Penso che sia Sustampu, ragazzi. Il monte Sustampu. Grazie a Dio, grazie tutto, grazie che sono riuscito ad arrivare. E ora in marcia. Tocca a te, Charlie. Ora è il tuo turno. Là, stanno già sparando i cacciatori, brutti maledetti. E stanno cacciando gli animali. Vai, tocca a te, Charlie. Vai, let's go. Il panorama, lontanissimo, Sembra vicino, ma è molto lontano, ti vedo. Un osso. C'è un osso. Un osso. Capito? Un osso. Osso. Che vuol dire un osso? Di un animale. Ah, Ok, cominciamo già a esplorare qui questa zona e a vedere il fiume, ragazzi. Qui dal fiume di Sustampu, la Sardegna. Guardate che bello. Pensa? Bello! Mi sa che mi tolgo gli stivali e faccio una bella camminata nell'acqua. Mi faccio una bella camminata nell'acqua. Eh? No, poco a poco. Certo, ovvio. Allora Charlie, ti appoggio qui con una pietra. Allora, vieni qua. Ok ragazzi, sto per affrontare la mia, per essere l'acqua è congelata. Va bella. Vai più in fondo, dai. Vai, sei una sega, vai, 30 secondi, devi stare 30 secondi. Almeno 30 secondi. Esagerato. È ghiacciatissima! È 4 gradi! Ma che 4 È gradi? sotto lo zero! Però cacchio, va molto bene dopo la lunga camminata che abbiamo fatto. 12 km o 11. Vai ancora, vai di nuovo. No, non ce la faccio più.
È troppo forte. Charlie sta ancora filmando, lì sta il panorama. No. Porca. Ehi Charlie, dobbiamo prendere un po' di legna, perché se no moriamo dal freddo stanotte. E poi dobbiamo arrostire perché abbiamo fame. Tu hai fame? Hai bisogno di energia? Stanotte ti carico poco di energia, va bene? Però non so se basterà, perché serve molto per il cellulare, così ti... Ok? Stanno arrivando gli altri. Questo è un lavoro per sopravvivenza. La legna che serve per farla bruciare. La nostra mamma madre terra ci dà il permesso che noi possiamo prendere anche la legna, che questa è secca, anche questa è buona di legna, vedete? Non dovete mai prendere la legna di un albero che è attivo, questa è tutta, questo è tutto i rami vecchi. Però vedi, è già morta. Queste parti, poi ci sono tutti anche dove sta bene. Ma questa è la parte già che deve essere già staccata. Ok, devo fare così. Così. Poi si prende una specie di spago fatto nel senso di un ramo e si piega attorno, come se fosse tipo una specie di regalo, che questo ci mettiamo. Fatelo anche voi quando andate in montagna o campeggio, è utile, molto utile. Perché stanotte farà molto freddo, qui siamo nella zona di Sadali, qui fa adesso sui 5 gradi e pensate d'inverno, verso gennaio, qui arriva anche a meno 2 gradi. Guarda questo! Perfetto! Hai visto Charlie? Vabbè, prendiamo uno spago, cerchiamo lo spago. Vieni Charlie! Ci serve uno spago. Ora, non sono riuscito a trovare lo spago Charlie, ma sono riuscito a trovare questo. Così ci potrà servire. Guardate, guardate che cosa faccio. Adesso per vedere se voi lo vedete. Sì, lo vedete, perfetto. Faccio così, lo infilo sotto, o se no anche, aspetta, faccio così, lo prendo come solo in braccio, lo metto qui al centro, lo spago, faccio così, deve essere bello preciso, tutti ammucchiati. E poi si fa il nodo. Io ho tanta esperienza perché vado molto in montagna con la mia squadra esplorativa e quindi queste cose si fa molto. A me questo me l'ha insegnato mio nonno. Mio nonno
che non c'è più. Eterno riposo dona loro al Signore e splendice perpetuo, che mio nonno riposi in pace. Amen. Nonno, guarda che cosa ho fatto. Come me l'avevi insegnato tu. Mi avevi insegnato di prendere tutti i rami e legarli con un filo. Andiamo ragazzi, andiamo ad arrostire. Let's go! Ti piace Charlie? Vero? Guarda, se ne butto un altro più grande. Yuhu! Qua facciamo il fuoco. Magari qui, come mettere un po' di pietre grosse. Poi andiamo a Superlight.
questo è l'unico. Fa senso questo fatto di fondo. Fa senso questo fatto di fondo. Mica, no, tu non sai che cosa ho fatto. Mi sento urlando. Ho messo i piedi nell'acqua. Sai come? Non senti più il piede. Però ha fatto bene. Non la faccia mai. Charlie sta ancora filmando, mi spiego. Charlie, fai anche tu riposo adesso, che dovrai filmare di notte tu. Bravo, bravo piccolo. Buonasera a tutti ragazzi. Sì, è iniziato il momento della esplorazione, dell'indagine che dovrò fare su questa foresta. Come sapete sono in mezzo alla foresta oscura, nella foresta notturna, e il mio compito è di vedere se riusciamo a trovare degli animali, dei segnali, delle presenze, chissà. Come sapete, ecco qua, siamo adesso vicino al fiume, che è un fiume, oltre il fiume è un lago. Si è mosso l'acqua, come se ci fosse qualche pesce. Siamo proprio nel nulla ragazzi,
siamo in mezzo alla vegetazione. C'è qualcuno qui dentro, qui con noi? Qui dentro, cosa sto dicendo? C'è qualcuno qui in mezzo in questo lago e fiume? Mandami un segno. Piacere, sono Andrew Pepper, l'Indiana Jones della Sardegna. Finalmente sono venuto qui in questa montagna, Sadali, e voglio sapere se qui ci sono, non so, delle presenze, degli animali. Potete avvicinarvi? Grazie. Non riesco ancora a sentire qualcosa perché l'acqua che scorre è molto rumorosa. Vuoi vedere se troviamo degli animali? C'è qualcuno? Vediamo poco a poco da questa parte se vediamo qualcosa. Ehi! C'è qualche, non so, qualche scoiattolo, qualche cervo. C'è Bambi? Uscite fuori, bambini, non avete paura di me. Sono io, Andrew Pepper, l'Indiana Jones della Sardegna. Tranquilli, sono animalista e non vi voglio farvi del male, voglio solamente incontrarvi, voglio vedervi. Non abbiate paura. Venite, piccoli bambini. Ma non è che qui c'è un po' più silenzio? Vedete, qui si sale per passare dall'altra parte, è una scala. Ragazzi, sono in mezzo in una montagna dove nessuno non ci può trovare. Beh, ovviamente qui c'è una strada dove porta verso Sadali, Oroli e tanti altri paesi, Seui, e quindi sopra c'è una strada, però io sono sotto. Voilà? Sto cercando gli animali. Sì, gli altri si stanno preoccupando di me perché mi sto allontanando. Ma come fa a preoccuparsi? Indiana Jones, a quanto è coraggioso, ce la faccio, e pensare che sono da solo, ragazzi. E invece i ragazzi che hanno affrontato boschi del genere, ero in compagnia, invece sono da solo. Guardate quanto sono coraggioso io. Adesso io provo a mettere la torcia qui. Aspetta poco a poco. Beh, ovviamente loro hanno, i pit hanno molto paura che loro in Italia hanno i lupi. Invece io qui ho i cinghiali, cervi, mufloni, non so se abbiamo qualche volpe, qualche gatto selvatico.
e non so, qualcos'altro. Un sacco di animali noi qui in Sardegna abbiamo. Ora voglio scoprire se vedo qualche animale. Non abbiate paura, venite! Gli animali hanno paura dell'uomo, però i cinghiali non penso. I miei amici stanno già arrostendo, hanno acceso già il fuoco. Wow, c'è la luna piena ragazzi, non è proprio luna piena, però ci siamo. Aspetta che ve lo faccio subito vedere. Provo a fare uno zoom. Guardate, la luna piena c'è. No, Charlie non ce la fa più. Ha perso la forza. Ok. Cosa? Abbiamo acceso il fuoco. Guardate. Siamo in diretta. Sì, oggi Lo ci metterei su YouTube. Eia. Dobbiamo stare attenti quindi. Hai trovato animali? Secondo me ci sta qualcosa. Perché sente il movimento, sentono. Non quegli animali qua. Nascondono. Questa è la nostra capanna dove dovremmo dormire. Va bene. Charlie, vuoi appoggiarti in qualche punto? Dimmi tu. E si mettono qui dentro, in mezzo alla foresta. Vi vedere che cosa c'è qui in mezzo. Vediamo un po'. C'è qualcuno qui? Ehi, c'è qualcuno? Rispondete. C'è qualcuno? Che cosa sarà qua? Cazzo, se sento qualcosa. Se sento qualcosa, ragazzi, se sento qualcosa, cazzo, muoviti. Mamma mia, no, non spegnere la luce. Chi c'è? Ehi! Chi c'è? Rispondi! L'avete visto, ragazzi? L'avete sentito? Chi c'è? Chi va là? Porca miseria! Si è sentito uno strano... un ringhio si è sentito. Beh, normale, ci possono essere animali, Porca miseria! Si sente qualcosa, ragazzi, venite! Gli altri non hanno sentito niente. Che cazzo era? Che cacchio era? Sono Indiana Jones! Esci fuori, bestiaccia! Mi pare possibile che l'animale si metta a nuotare qui. Qui l'acqua è altina,
C'è qualcuno qui? Ho sentito il tuo ringhio, eh! Dove sei? Dove sei? Rispondi! Ehi! 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 Io sento delle strane presenze qui che non capisco da dove vengono. E chi c'è? E chi c'è? E chi c'è? Che c'è? Ah, qualcuno c'è qua? Sento delle presenze, magari può essere qualche cervo, qualche gatto selvatico. Che c'è là dentro? Ma che dieci? Oh, sono all'Ongari. Vediamo cosa c'è qua, vediamo se lo vedo qua. Ma che dici? Mica se mi sbocca un cinghiale che mi morsica il morso del cavallo. È fatta finita. C'è qualcuno qui dentro. Passa! Posso? È pieno di vegetazione a manetta qua. Lo sento di nuovo. Lo sento di nuovo. Ragazzi, io non so se voi lo sentite, ma sento dei strani rumori. Che c'è? Charlie, guardami alle spalle. Questa, ragazzi, è la terza puntata. Lo sapevo che c'è già qualcosa. Lo sapevo, lo sapevo. Allora, andiamo a salire qui sopra, in questa massa di roccia gigante. C'è qualcuno qui dentro? C'è qualcuno? Poco si riesco a avere qualcosa. Lo senti? Sento dei passi! Sento dei passi! Qui c'è! Farabutti! Qui! Non siete osati camminare! Solamente Indiana Jones può! Vero? 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 Vabbè, torniamo indietro. Perché io me ne vado. Me ne vado. Perché io me ne sbatto una mazza. Me ne vado. Ai. Controlliamo. Allora ragazzi, se per caso io stanotte sento di strani versi, tipo come Blair Witch Project o quello che è, io ragazzi non so che cosa faccio, ma Charlie tu filmerai, te lo assicuro. Assicuro 100% che tu Charlie filmi tutto. Adesso ti faccio poco caricare. Sono tanti fattori. Qui c'è la tenda. Per dire,
domani, penso che domani da pizzatone. Loro sono sempre fisso parlando. Ok. Però penso che questo caso sia anche No, che cosa vedo qui ragazzi? C'è un osso. C'è un osso. Qui c'è un osso ragazzi. C'è un osso. Perché qui c'è un osso? Perché qui c'è un osso? Aspetta, fammi ingrandire. Spegni, spegni. Perfetto. Perché qui c'è un osso ragazzi? C'è un osso qui. Che diavolo ci fa qui un osso? Magari è stato qualche cinghiale. Ah, qui c'è il mio nome, la mia data. C'è scritto qui. Aspetta che lo vedo male. C'è scritto Andrew Pepper, Indiana Jones 27/11/2020. Ok ragazzi, se stanotte succede qualcosa io filmo per la telecamera e vengo subito a vedere che cosa si tratta, o se no ci vediamo a domani mattina all'alba. Ciao, buonanotte, let's go! Ragazzi, si vede qualcosa là, qualcosa tipo degli occhi, una specie di animale. Si vede qualcosa là. Che cosa sarà? In fondo là, aspetta, non vedo subito ragazzi. Fa culo. Scusate la parolacce, perché stavo inciampando. Cosa sarà? Si sente qualcosa ragazzi. Ho dovuto di nuovo riaccendere la telecamera di Charlie Investigation perché mi è sembrato di vedere degli occhi. Di nuovo degli occhi. Se n'è andato via, se n'è andato. Se n'è andato via. Se n'è andato via. Adesso sono ragazzi, prima che così ho sentito quella presenza o se si è visto qualcosa. Prima erano le 6, adesso sicuramente saranno le 8 qualcosa. E quindi è già tardi. Ragazzi, ecco qua stiamo cuocendo no, buttamela oh, non... le salsicce. Le salsicce, sì. A me sembrano dei piselli. Un pisello tedesco. Di Houston. Houston. Ah, che bello. Tedesco. Che bello. Elegante lei? Buono. Il pisello. Ma come che parliamo? Sembra un po' No, sta attaccando sopra, un po' che schifo. Un po' drotto. Ma è legna, che cazzo vuoi che faccio? Un po' drotto, Un po'. Non funziona, fidati. Che bello ragazzi, stiamo arrostando la nostra salsiccia, no, wurstel. Però prima abbiamo mangiato una bistecca e dei fagioli americani. Yes.
Ma tu sei un fan di Gesù Cristo? Io sì. Ma sei un Papa Boys? Papa Boys. Andrea, perché tu non sei un Papa Boys? Non ci credi? Abbastanza. Boh. Come boh. Io sono Indiana Jones. Che ci può stare? Minchia. Però adeguata comunque. Sono Indiana Jones e... Indiana- Boss, è vero, sta bruciando più il bastoncino del views. Bravo, perché sei un pollo. Sei un... Come lo spagniamo Sei un adesso? inetto. Ma cos'è questo? Minchia, dai, lo sai, guarda che veramente si brucia. Prendi un bastoncino decente, Cristo. Che bizzarro sembra. Cosa lo guardi? È una merda, È buttalo! cotto, boss, mai stato. Ma cos'è Cazzo! fatto, Guarda che ti boss? vuole uccidere, Andrew! È fatto, ma cosa? È tutto crudo! Non fidarti, no. Lui è abitato alla Russia. Che ne sono adesso, ragazzi? L'ora di arrostire carne. Te immagini, balordo. Mica me la mangerei un po' di carne adesso. Vabbè, perché la carne non è che ti mangia tantissimo. Zero, ma se non le scuole di mangiare troppo, sempre questo. Mangia sempre troppo. Vabbè, tu dici domani smaltisci tutto, oggi hai smaltito comunque buona roba. Le prime cose. Andrea, tu la tua acqua normale è finita, giusto? Ah? La tua acqua normale è finita? No, ce l'ho sempre. La devo sparare per domani. No, domani c'avevo una bottiglia gigante, sulla tranquilla, bevuti quella finita. No, proprio no, solo esiste. Solo esiste e poi. Questi cose. Così le abbiamo per domani, per emergenza. Questa finirà stanotte, sappi. Per emergenza. Domani c'è lo strudel, fidati, c'è mica lui. Non mi hai detto un cazzo, zio. Ci lascia schizzato, l'altra pastiglia ce la devi mollare e non rompere il cazzo. Facciamo la fame, boh. Ciao. Senza beviamo a sfregio dalla pozzanghera. Andre, ma non è nato lì, Vai a pregare al tuo Dio, cazzo. vai e riempi l'acqua dal torrente e fottito. La fiaccola! Devo anch'io. Fiaccola della. Questa è la notte del giudizio. Non vediamo solo musica, se ne nostri Quello di Se Ghiatto. Charlie, ce la fai a stare fermo? Ok, bravo Charlie. No, cioè, si è staccato. Si è staccata la fiaccola. La fiaccola! No, aspetta. Aspetta, vediamo se ce la faccio una volta. La fiaccola! Ta 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 ta, pa 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 pa. Ta 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 ta, pa 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 pa. Non ho niente. Sì. Allora ragazzi, che ore sono? Scherzi? Perché sembra tardi ragazzi, ma invece è presto. Saranno le 10 qualcosa. Giusto? 10 meno 10. 10 meno 10. 11 meno 10. A 11, ok. Allora la gente si sta già cominciando già a rilassarsi. Sta finendo di vedere le sue trasmissioni e poi a mezzanotte tutti a nanna e anche noi ci andiamo fra poco perché il rientro sarà micidiale Serissimo. e quindi
Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Guardate! Oh, oh. E quindi ragazzi ci vediamo domani mattina all'alba e così vi saluto. Let's go. E quindi ciao ragazzi. Rock. Let's Domani go. mattina incendi. Il culo. Ok. Dai. Basta, mi tutto un carcorso che è la sua. Buonanotte ragazzi, a domani mattina. Let's go. Let's go. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è 28 novembre 2020. Ho finito la mia esplorazione ragazzi, la mia esperienza, la mia addestramento sulla natura, dove ho potuto affrontare la potenza della natura. Stanotte è successo una specie di temporale e giuro che mi sono cagato le mutande, scusate della frase, perché ha cominciato a piovere, ha cominciato a fare i fulmini, i lampi, per fortuna che non ci fossero stati, per fortuna che non c'erano i tuoni, perché i tuoni significano che i lampi stanno colpendo la terra o gli alberi, perché qui gli alberi con l'acqua i fulmini attirano molto e quindi ho avuto un po' di paura, ma alla fine ce l'ho fatta e ho superato la mia prova ragazzi, la mia challenge per 24 ore. Dovrebbe finire questa challenge alle 8:30, ma forse saranno già quasi le 8:30 e io qui chiudo la mia esplorazione, la mia avventura di Indiana Jones. Ma ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale Andrew Peppe Indiana Jones Sardegna e ci vediamo alla prossima introduzione ragazzi, alla prossima avventura. Un saluto dal fiume e dalle montagne e delle zone di Sadali. Guardate le nuvole basse cariche di pioggia
o può essere la nube. E questo è il fiume della mia addestramento. Io qui ci ho messo il piede ieri di pomeriggio e qui finisce tutto. Beh ragazzi, e qui è tutto nel della challenge di 24 ore. Un saluto grande e ci vediamo alla prossima avventura. Vado a fare colazione, che adesso ci sarà la lotta molto più pesante, il ritorno per fare 12 ore. Mi raccomando ragazzi, puntuali a vedere il video e non mancate. Alla prossima, ciao, let's go.